acquirenti possibili oppure... Possibili. Da maggio in poi si cominciarono ad avere queste... quando mio fratello decise che voleva... E la Standa diede la propria autorizzazione alla... La Standa disse potete proseguire le trattative. Le trattative. Poi successivamente vedremo che cosa saremo noi, infatti volevano aiutarci, perché mio fratello aveva detto che non voleva più saperne. Quando fu questa riunione in settembre del 90, intorno al 10 settembre, questo funzionario della Standa valutò la società a 3 miliardi e mezzo nel suo complesso, tanto che io proprio dissi... Chi? Il Mandalari? No, era il Mandalari presente a questa riunione, il funzionario Standa valutò la società a 3 miliardi e mezzo. Tutta la società? Sì, nella sua complessità. Di modo tale che si potesse fare il prezzo delle quote, è necessario che... Che società era? Che forma aveva la... era una società a responsabilità limitata. Sì. E consideri che lo sviluppo, andando male la società nel 1990 è stato di 5 miliardi e mezzo, 6 miliardi, era tarata per 10 miliardi nel 90 se fosse andata nella norma. Io risposi che mi sembravano pochi e disse ci accorderemo perché si doveva fare il prezzo delle quote. Il Mandalari era presente e diciamo che fu felice di sapere che la società valeva tanto, lo si vedeva dall'espressione. Da quel momento in poi furono continuate, sempre presso lo studio di Mandalari, le trattative per la cessione delle quote. Nel mese di ottobre 90 il dottor Maurizio Gentile Rotta chiamò mio fratello dicendogli guardi mi manca le firme dei contratti. Mio fratello disse non gliele metto, ce le ha mandato. Cosa devo fare? Vedo di avvicinarsi un po' di più. Sì, così va bene. Più alto il tono, Sì. Lei ha ragione, apparentemente spropositato, ma il mio tono della voce è questo, mi sto sforzando di essere apparentemente spropositato. No, l'ho detto io e comunque chi l'ha detto non voleva assolutamente... Io ho capito che non l'ha detto lei, chiunque l'abbia detto mi sono rivolta dicendo hai ragione. Signora mi scusi. È già spropositato. No, signora mi scusi, l'ho detto io, forse sono stato infelice nella frase. Ci sono gravi problemi di acustica che mettono addirittura in serio pericolo la comprensione del procedimento. Quindi, ecco, grazie, il suo tono, quindi almeno per quanto mi riguarda, deve essere quasi gridato, ecco perché dicevo apparentemente spropositato, non c'era nessuna vis polemica, ecco. Assolutamente. Allora. A questo punto, nel ottobre 90, il dottor Rotta chiamò mio fratello dicendogli... Il dottor Rotta che cos'era? Il dottore Rotta era il capo dell'affiliazione Standa di quel periodo. Disse che voleva firmati i contratti e mio fratello disse io non glieli firmo, se lei li voleva firmati a quel tempo me li mandava a quel tempo, io non sono più amministratore, non glieli firmo. Allora, cioè i contratti di che cosa dice? I contratti di affiliazione, perché nel momento in cui si approntano le filiali loro vengono, fanno la verifica. Ma suo fratello non era più... amministratore, infatti lui gli dice ma guardi che è un perfezionamento, ed era vero, era quasi un atto dovuto peraltro. Scusate un momento, scusate un momento.
Vediamo di proseguire. Allora, signora, possiamo andare avanti? Sì. Allora, eravamo arrivati all'ottobre 90. Nell'ottobre 90, quindi, il Rotta disse a mio fratello si faccia accompagnare dall'amministratore in carica, ma salga. Come si chiamava l'amministratore? Castiglione Giuseppe. Sì, parla. A questo punto mio fratello salì e volle che andassi anch'io come fatto personale, perché mi disse se per caso questo mi fa sbagliare qualche cosa, non sono più amministratore, non mi posso. Andai con mio fratello quindi alla stand e ho ascoltato quella riunione, perché il Rotta, mio fratello raccontò al Rotta che voleva cedere le sue quote, le mie, l'amministratore in carica Castiglione disse che a questo punto anche lui voleva cedere, gli disse anche mio fratello chi erano gli interlocutori e il signor Rotta a quel punto disse va bene, prosegua quelle che sono le sue trattative, solo cioè che... le trattative, mi scusi signora per sintetizzare, le trattative di cessione delle proprie delle quote, le quote, quote sì, sua e di suo fratello. Mio fratello. E quindi a questo punto mandò anche una persona della standa perché potesse controllare la società, controllare che tutto andasse bene fino a che noi cedevamo le quote. La trattativa continuò e a novembre 90 avevamo fatto un preliminare di contratto con questi signori, di cui era il camarata però colui con cui avevamo fatto il contratto, sempre nello studio del dottore Mandalari, il quale fu depositario del contratto firmato perché non ne volle rilasciare copia firmata anche se gliela chiesi. Dopo alcuni giorni i signori Cammarate, Ignizio e Corsino salirono alla standa e non sappiamo perché, tornando dissero che non se ne faceva più niente. Da quel momento in poi è stato, diciamo, un precipitarsi, nel senso che la cosa andò sempre peggio, i magazzini addirittura vennero abbandonati, tutto andò a rotoli e praticamente a gennaio del 91 io mi decisi a fare i telegrammi perché dissi non è normale che ad un certo momento alla standa prima ti manda l'uomo, poi te lo ritira, fai le trattative, poi dice no, non è... Gennaio 91 Sì. È sicuro sull'anno? Sì, l'anno è quello, gennaio 91 io ho fatto i telegrammi, Sì. non potrebbe essere diversamente. Sì. Quindi a questo punto, dopo i miei telegrammi, ci fu questa telefonata con l'ingegnere Possa, che io riferì a mio fratello. Mio fratello si trovava presso lo studio Mandalari in attesa di essere ricevuto perché noi avevamo un'altra società con un magazzino che lui aveva dato in affiliazione, di cui pagavamo un bel po' di soldini e che praticamente stavamo chiudendo per non avere più a che fare con nessuno. Quest'altro magazzino era proprio per non avere a che fare con il Mandalari, perché avevamo saputo da poco cosa poteva succedere. Che cosa? Avevamo saputo da poco che questo dottore Mandalari era stato più di una volta imputato di fatti collegati alla mafia. A questo punto, pur di non riuscircene, di non avere più a che fare con nessuno, noi siamo stati sempre degli impiegati, quindi non avevamo mai avuto contatti. Per cui saputo abbiamo detto vabbè, allora vediamo di cedere tutto, chiudere tutte le società, tutto quello che capita pur di non avere più contatti. Quindi praticamente si stava procedendo alla chiusura, tutto quanto riguardava anche quest'altra società. Si stava procedendo? Alla chiusura di un'altra società che avevamo e di cui il Mandalari ci aveva dato in affitto i magazzini. Per cui mio fratello si trovava lì in attesa, io gli telefonai e gli raccontai della telefonata dell'ingegnere, con l'ingegnere Possa, cioè di quella che lui mi fece. Ecco, andiamo un attimino ora indietro. Lei ha detto che i tre soci, coloro che stavano per acquistare le azioni, cioè Cammarata, Ignizio e Corsino, ritornarono da Milano dicendo non se ne fa nulla, cioè loro non avrebbero acquistato? No, infatti il contratto che era depositato presso la cassaforte di Mandalari venne strappato. Ecco, ma ha poi compreso le ragioni per le quali... Loro dissero che la standa aveva chiesto troppi soldi. Che significa troppi soldi? Hanno detto che questo funzionario di cui non mi ricordo il nome, che è quello che è venuto nel settembre 90 presso la sede legale della società,
non ricordo come si chiama, gli disse loro: posate 500 milioni per quanto riguardava il pregresso di indebitamento della Comega 2 e poi possiamo parlare di acquisto quote. Cioè in sostanza di restituire i soldi che la società Comega 2 doveva dare, di saldare il credito, una parte, ecco. sì, una parte ecco. di quei soldi che la Standa aveva, di cui aveva un credito. Ecco. Ma i soci, oltre lei e suo fratello, chi erano gli altri soci, prima ancora che voi... oltre me e mio fratello c'era il Castiglione che aveva il doppio delle quote nostre, poi c'erano tutti altri 7 o 9 persone che erano tutti ex dipendenti Standa e che avevano delle quote di importo minore. Su 83 milioni, 3 milioni. Quindi era il Castiglione il socio? Di maggioranza assoluta sì, perché io e mio fratello avevamo 15 milioni su 83 ciascuno, lui ne aveva 30, insomma, ecco. Noi siamo due persone distinte. Cerchiamo di fare un po' più di chiarezza. Sì. Lei ha ricordato il contenuto della telefonata, certo. Dicendo del commento, parlando del commento dell'ingegner Bossa, e sto citando quello che ha appena detto all'udienza di oggi, che il dottor Berlusconi non aveva voluto sottostare. Sì, e gli avevano bruciato ecco, per questo al dottore Berlusconi hanno bruciato le filiali, non ha voluto sottostare, questo è quello che mi ha detto. Ecco, ma se questo è il senso della parola, il senso della frase, vorrei capire, lei ha subito qualche atteggiamento, lei o suo fratello, dico al di là della questione societaria, di tutte le difficoltà, avete ricevuto delle minacce, degli atti di intimidazione? Sì, ma le abbiamo ricevute per l'approvazione del bilancio che non voleva approvare. Che non voleva approvare, un bilancio assurdo, e ho ricevuto più di una minaccia, e tant'è che poiché io ho un carattere piuttosto, come dire... Impulsivo, grazie. Io non guardo mai quando mi arrabbio l'interlocutore, e ho detto al Mandalari stesso e al Castiglione in presenza del Mandalari, dico: ma che fai, mi minacci, mi fai minacciare, ma non ti basta quanto stai combinando? E il Mandalari mi ha risposto: non è vero, sono consigli. Ah, vabbè. E che tipo di minacce aveva ricevuto? Praticamente il Castiglione: ti sparo qua, uno dei signori quali il Cammarata, le faccio la cascitedda tanta. Io ho detto: scusi, ma perché a lei cosa ho fatto? Non ho capito. Ma il Cammarata perché voleva acquistare oppure per... No, perché dicevano che io parlavo assai, perché io dicevo che quel contratto era un contratto che praticamente era una farsa, perché a questo punto, dopo che loro alla stessa maniera hanno preso le filiali da un fallimento, con l'affiliazione della Standa SpA per il punto vendita di Termini Imerese, io credo che quel contratto, quella vendita di quote che abbiamo fatto era nient'altro che una farsa. E io l'ho detto, ripeto. Cioè, che significa una farsa, nel senso che lei non voleva cedere... No, nel senso che era stato... Io infatti avevo detto all'inizio che a me questo signore Cammarata, questo signor Cognizio e questo signor Corsino non piacevano, e avevo detto: ci raggireranno. Però mio fratello mi diceva: ma no, c'è la Standa che non può assolutamente permettere un raggiro, perché è una grossa azienda. Nel momento in cui succede che il contratto viene sciolto perché la Standa vuole i 500 milioni del debito pregresso, e quindi si strappa il contratto di cessione quote, perché era cessione quota vera e propria, e poi questi stessi soggetti, sotto forma di società, di cui ce n'era uno che faceva l'amministratore, uno che non si sapeva cosa faceva, l'altro non si sapeva cosa facesse, hanno preso il punto vendita di Termini Imerese con l'affiliazione data dalla Standa SpA. Io credo che quello è stato un raggiro, e hanno preso il punto vendita di Termini Imerese con affiliazione, la filiale di Piana degli Albanesi senza affiliazione, che adesso è passata ad altri, del punto vendita sito in Palermo, via Imperatore Federico, è stato dato dalla Siam Leasing
è stato fatto un passaggio di attrezzature dalla società Comega, che non pagò più, la cui consegna per 250, vendita e consegna per 250 milioni venne fatto al signor Corsino, che era stato il fornitore delle stesse attrezzature e che era uno dei soci che faceva parte della società che aveva rilevato i magazzini. Io credo che questo fosse una buggeratura. Ecco, ma quando lei, parliamo più lentamente, quando lei parla di raggiro nei suoi confronti o di raggiro nei confronti della Standa? No, di raggiro nei nostri confronti, perché la Standa non poteva fare quel contratto di affiliazione. Ma mi faccia capire, cioè si fermi un attimino e vediamo se io ho capito bene, perché ho difficoltà. Sostanzialmente lei dice Corsino, Ignizio e Cammarata, che dovevano acquistare le quote, sono stati bloccati dalla Standa, che ha chiesto prima il pagamento di un debito pregresso. Queste stesse persone invece, senza avere ulteriori credenziali, erano riusciti a ottenere affiliazioni. Con un contratto che è un'altra cosa, con un contratto praticamente la Comega 2, quindi nella persona dell'amministratore, ha fatto un contratto di affitto attrezzature ad una società VIP SRL, credo, i cui soci occulti e soci palesi erano i signori Ignizio, Corsino e Cammarata. Ecco, a lei risulta, se le risulta, che questi signori, lei ha detto che per quanto riguarda il Mandalari le risulta che è stato indagato per fatti di mafia. Sì. Per quanto riguarda invece Ignizio, Corsino e Cammarata, le risulta che sono stati indagati o imputati? Successivamente, peraltro prima che accadesse un altro fatto che adesso le dico, avevo tirato fuori dalla Camera di Commercio, dal Tribunale, un certificato e ho visto che il signor Ignizio era stato condannato, credo, per un reato di o ricettazione o prostituzione, insomma, roba di questo genere. Sono due cose un po' diverse comunque. Non ricordo esattamente. Successivamente questi stessi signori, che hanno rilevato anche una catena di magazzini sempre corrente in Palermo, che era la Bravo SRL, hanno fatto un fallimento di 9 miliardi circa. E quindi hanno fatto fallire il magazzino di Termini Imerese, quello di Palermo era chiuso, tutti i magazzini Bravo, che insomma poi successivamente passarono ad altri, poi non l'ho più seguita la storia, io l'ho seguita fino a quel punto. Presidente, scusi, possiamo riportare, dico, è un invito anche che faccio al pubblico ministero al tema di indagine? Grazie. Io non ho sentito se era una domanda. Chi è il signor Messineo, il dottor Messineo, signore? Questo è un, credo, dottore commercialista il cui studio forse è a Termini Imerese, che io non conoscevo prima e che praticamente si è presentato con una riunione concordata con Mandalari, con il dottor Pino Mandalari, per quando i soci di Termini Imerese fomentavano sempre di più, fino a che fecero la proposta che volevano o 50 milioni a testa, erano mi pare o 7 o 9 soci. 50 milioni a testa per che cosa? Per uscire dalla società, ovvero il magazzino di Termini Imerese. E allora questo signore fu convocato dal Mandalari per una riunione. Le dico peraltro, anche perché sono stata sentita in altre circostanze, che praticamente da intercettazioni ambientali, credo, telefoniche, poi ho scoperto successivamente che questo signore e Mandalari si conoscevano benissimo. Ma le voglio dire, il Messineo fece a voi dei riferimenti a delle minacce? A me disse, signora, so che lei è la più dura,
però sto conoscendo una persona abbastanza tranquilla, che discute ma che non ha durezze, però le dico, dato che lei risponde che non ha niente da temere perché questa società è a posto, che lei avrà contro i soci, la mafia, i tribunali. E io risposi che poiché mi sentivo a posto, a forza di avere contro tutti, sarebbe venuta fuori la verità. Lei parlò anche di forze politiche o comunque di... Mi disse lei avrà contro tutti e mi fece queste tre: la mafia, i tribunali, i soci. Ecco, l'ultima domanda, ci sa fare una descrizione del Mandalari? Allora, io l'ho conosciuto sia pelato, quando si irrada i capelli qualche volta, con una folta barba, un atteggiamento molto paterno, molto accondiscendente all'inizio, con racconti di salute malferma, e devo dire che la cosa che tra l'altro mi ha anche portato un momentino a pensare non poteva essere vero determinate cose era per quel dolore innaturale che lui aveva subito, la morte di una figlia che è innaturale. Mi fece tanta pietà. Nei momenti di scontro una fermezza. Sì, non mi serve il carattere, volevo dire fisicamente. Una persona corpulenta, con la pancia proprio prominente, una folta barba e capelli o bianchi tirati così o corti pelati completamente. Lei chiese spiegazioni all'ingegner Possa su quella indicazione che egli ebbe a farle, cioè sul fatto che il dottor Berlusconi aveva avuto problemi di questo genere, però non aveva voluto sottostare, tant'è che avevano bruciato la filiale. Sì, no, non chiesi spiegazioni perché nemmeno lo conosco fisicamente. Io ho parlato con lui solo telefonicamente e 2 volte in tutto, non potevo avere questa confidenza. Dissi soltanto capisco e basta. Non ho altre domande. Ci sono altri interventi? Signora, può precisare il contenuto della telefonata tra lei e l'ingegner Possa? Specificamente lei all'ingegner Possa che cosa ha riferito? Se lo può indicare con maggior precisione. Io ho chiesto aiuto e infatti ho detto ci sono dei fatti strani e dico e mi dice che fatti strani che non ambientali e dissi anche guardi quello che succede qui non è normale perché io vivo in un contesto quale quello palermitano, capisco molte più cose di quanto lei ha detto, mica non mi ha detto niente. Dico ci sono dipendenti stata che boicotano, vostri funzionari di affiliazione che non si sa perché una volta ci sono, poi entrare in società, una volta invece dicono che non va bene. Dico allora vuol dire che c'è il lancio, di quel lancio non lo dobbiamo cercare solo qui perché sicuramente c'è un collegamento fra sotto e sopra. Dico allora io le dico che non è che io ho paura perché a questo punto, poiché sono siciliana, devo affrontare il problema. Io chiedo al dottore Berlusconi che lui da gigante si metta accanto alle pulci. Dico perché credo che insieme possiamo dimostrare che non è vero che in Sicilia debba necessariamente andare a finire con le armi in pugno, può anche essere che lottando e combattendo le cose vadano bene. Perché lui mi rispose no, il dottore Berlusconi non vuole assolutamente sentire, tant'è non vuole. Lui mi disse proprio per questo il dottore Berlusconi ha subito l'incendio nella filiale. Questo è quello che proprio il senso di 10 parole o di 100 vite parole è questo, nient'altro che questo. Lei piangeva quando parlava al telefono con l'ingegnere Fossa? No, io non piango
semplicemente, quindi non penso che piangessi. Potevo essere tutto più arrabbiata o accurata, ma non piagnona. Possiamo licenziare la testa e può andare, signora, grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Presidente, mi scusi. Posso? Avvocato Passarella. Sì, grazie. Desideravo interloquire col pubblico ministero, spiego meglio il senso di questa mia dichiarazione, cioè chiedere che il pubblico ministero dia atto che il contenuto delle dichiarazioni, il contenuto delle telefonate a cui la Teste ha fatto riferimento deriva da un servizio di intercettazione, diciamo, ritualmente disposto e di cui vi è prova, vi è traccia agli atti del fascicolo del pubblico ministero, perché la Corte non ha contezza di questo, no? Quindi ce l'ho io, ma se mi dà atto di questo il pubblico ministero. Avvocato, quello che ha detto lei già fatto. Credo che qui bisogna dare atto reciproco. Non ho nessuna difficoltà. Se lei già lo sta dicendo, credo che sia, sia sufficiente, che comunque dobbiamo sentire il capitano Iannone che riferirà su questi fatti. Quindi è in re ipsa che si tratta di indicazioni che sono nel fascicolo. No, è del fascicolo del PM, non esiste un fascicolo del difensore, quindi credo che questo sia importante. Ecco, è un fascicolo al quale lei ha accesso come tutti gli altri difensori. Perfetto, ma non lo ha la Corte. Comunque, diamo atto. Perfetto, grazie. Signor Presidente, allora a questo punto io formalizzo sin d'ora una richiesta di inutilizzabilità della parte della testimonianza della Teste lì dove si fa riferimento ai contenuti di una intercettazione telefonica ai sensi degli articoli 266 e seguenti del Codice di procedura penale. Grazie. Ho visto un attimo di distrazione. Cosa ha detto? Scusi, non ho sentito. Chiedo la inutilizzabilità della testimonianza. Chiedo la inutilizzabilità della testimonianza nella parte in cui la Teste ha fatto riferimento ai contenuti della intercettazione. È assolutamente infondata, perché come? No, anzi mi scusi, proprio per aderire, diciamo, supinamente in toto all'orientamento più volte espresso dalla Corte. Avvocato, il problema è completamente diverso. Qui si tratta di una conversazione telefonica tra due persone di cui una riferisce il contenuto per esserne stata protagonista, quindi non c'entra nulla tutta la disciplina che lei voglia o vuole richiamare a proposito del 267 e 270. Si tratta di un'intercettazione, di una conversazione telefonica di cui uno dei protagonisti riporta il contenuto, quindi la inutilizzabilità è una cosa che la Corte rileva che la memoria della Teste è patrimonio suo esclusivo e fa parte integrante della testimonianza, quindi non ci sono né problemi di ammissibilità né problemi di utilizzabilità, non c'è nessun problema, se non quello che attiene in generale al valore delle testimonianze quanto sono contrastanti tra di loro, e questo è un problema di prova che è demandato alle parti e sul quale la Corte non ha nulla da dire. Prossimo Teste. Presidente, ai fini dell'organizzazione del lavoro, facciamo adesso la pausa oppure andiamo avanti? Quanti testimoni ci sono da sentire? I testimoni sono qui a oltranza, quindi sono anche quelli del pomeriggio, quindi non è il caso. Ecco, ci sono una sfoltita prima. Cioè, c'è una serie di testimoni che credo non ci faranno perdere molto tempo. Allora, vogliamo sentire questi di rapida spedizione e li mandiamo. Servizi segreti.
l'assistente della Polizia di Stato Suaria Carmelo. Si accomodi. Un po' di silenzio per favore, un po' di silenzio. Un po' di silenzio per favore. Signori, luogo e data di nascita. Nato a Messina, 18 luglio 52. Dove risiede? Catania. Vuole leggere la dichiarazione? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Assistente Suaria, lei presta servizio dove? Alla Polizia Scientifica. Lei si occupa... Un po' di silenzio in aula. Si tratta dell'assistente Suaria Carmelo. Quindi quale assistente in servizio presso il gabinetto di polizia scientifica ha redatto dei rilievi tecnici in occasione del tentativo di incendio della standa di Piazza Cavour del 21 gennaio 1990? Sì, cioè il giorno non lo so perché non ricordo il fascicolo. Glielo sto dicendo io. E ricorda in particolare cosa ebbe modo di verificare in quell'occasione? In quell'occasione c'era una seranda di via Bertuccio per la traversa attigua di Piazza Cavour, sempre della standa. Era tranciata perché era vigile del fuoco, poi c'era annerimento alla parete perché all'interno c'era una parete in cemento. Lo ricordo perché sono già 6 anni fa. Sì, dico, avete osservato? Sì, mi sembra che è stato rinvenuto delle buste e alcuni tappi di bottiglia. Erano bottiglie di plastica, bottiglie... No, bottiglie di plastica mi sembra di no, erano i tappi di plastica e 2 buste di plastica. Che contenevano delle bottiglie? No, mi sembra bottiglie non ce n'erano, solo i tappi erano. Presidente, scusi, ci ho posizionato una domanda. Sì, non ho capito, avvocato, prendo atto Sì, dell'opposizione. perfetto. No, dico, al di là di tutto, questo è in poi... Comunque, Presidente, mi scusi, vorremmo che lei decidesse sull'opposizione. A quale domanda? Mi pare che l'ha ritirata il pubblico. Se la ritira formalmente ci siamo. La ritirate? Sì, l'ho ritirata Sì, perché no, è stato scusi. un lapsus, avvocato, tutto quello che fa... No, ci mancherebbe. Quindi, perché non avevo capito bene, si trattava di buste di plastica contenenti... No, sul posto sono state rinvenute 2 buste Di plastica? Una addirittura portava un marchio, non so di quale... Cioè buste per la spesa? No, non era tipo, buste tipo confezione di buste che usano nei negozi di abbigliamento. E 3 tappi, proprio tappi, uno della coca e non so, altri 2 di acqua minerale, però sempre i tappi. Solo come i tappi? bottiglie mi sembra che non ce n'erano. Non c'erano, non si ricorda di... E quali furono i danni? I danni
Dovrebbe esserci forse il cristallo rotto, il vetro di protezione, e dopo il vetro di protezione c'era una parete, doveva essere in mattone o in cemento, che era tutta annerita, sia la parete sia la saracinesca sottostante e il marciapiede. Ricorda l'intervento a che ora avvenne? Ma sembra era di domenica di pomeriggio, circa le 16 e qualcosa. Non ho altre domande. Ci sono domande? Può andare, ispettore. Ispettore, può andare. Bene. Si accomodi. Le sue generalità, per favore. Operatore Giovanni. Luogo e data di nascita. 2450. E in servizio dove? Polizia Scientifica. Pubblico Ministero. Dovrebbe leggere la dichiarazione di responsabilità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo la mia deposizione, impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Pubblico Ministero può procedere. Si avvicini il microfono, sovrintendente, per favore. Da quanto tempo è in servizio presso il gabinetto di polizia scientifica di Catania? Da aprile 76. Si è occupato dei rilievi tecnici in occasione dell'incendio della Stanta del 18 gennaio 90? Sì. È in grado di riferire cosa ebbe a verificare, cosa ebbe a fotografare in occasione di quel sopralluogo, eventualmente con l'aiuto degli atti a sua firma? Dunque, quando è successo il fatto, la Stanta, io ero in congedo. Il primo giorno che ho preso il servizio sono stato impegnato alle 8 di mattina a svolgere rilievi tecnici relativi all'incendio alla Stanta di Piede. Quindi il giorno successivo all'incendio? Dopo almeno forse più di 2 settimane dal fatto che è collaborato dall'ingegnere Sparò dei Vigili del Fuoco, che mi ha aiutato a ricostruire la dinamica relativa al danno che ha provocato l'incendio scaturito da quando è stato accettato da via Montesano, non so se era il numero 23, un ingresso adibito al pubblico, un ingresso pubblico, e praticamente si è potuto accertare che l'incendio si è verificato dall'interno verso l'esterno, presumibilmente mediante Dall'interno verso l'esterno? dall'interno verso l'esterno, da una saracinesca di via Montesano che accede al piano terra adibito alla vendita della merce. Praticamente l'incendio ha attaccato questo ingresso e dal lato interno, appena a destra, c'è la parete posteriore per chi accede, che non è stata notevolmente danneggiata, in quanto dalla parete stessa fuoriesce un pilastro attaccato alla stessa, che in un certo modo ha protetto tutta l'ala destra, sempre per chi accede, dall'incendio scaturito da questo ingresso. Incendio che
ha procurato danni anche verso l'esterno, perché innalzandosi le fiamme che erano state provocate con notevole, insomma, forse con notevole quantitativo di liquido infiammabile, ha danneggiato il ballatoio del balcone sovrastante e la bruciatura delle imposte, mentre verso l'interno, verso destra, c'è stato un propagarsi di fumo, calore e qualche bruciacchiatura alla merce esposta, mentre verso la parte centrale, la parte anteriore destra, la parte mediana e tutta l'ala sinistra è stata notevolmente danneggiata, perché le fiamme, l'incendio che ha trovato materiale facilmente infiammabile è arrivato fin nella tromba della scala mobile che attraversa tutti i piani, ad eccezione del deposito sopra tutti i piani adibiti alla vendita, che viene usato come deposito di merci o di scatole vuote. Praticamente la scala mobile ai due lati è ricoperto da pannelli in legno su indealatura di metallo, che copre l'apertura nel pavimento per il passaggio della stessa scala e inoltre fodera le parti laterali della scala mobile. Questi pannelli sono in legno, completamente polverizzati, che lasciano osservare sia l'apertura del pavimento per il passaggio della scala mobile, da dove praticamente le fiamme hanno trovato facile continuità, innalzandosi in verticale attraverso tutti i piani, con notevole forza, sia uguale a quella che si è provocata al piano terra, perché di fatto al secondo o terzo piano troviamo questa aperture laterali già scoperte perché i pannelli sono tutti polverizzati. Queste aperture sono addirittura crollate, perché la scala, cedendo perché è di metallo, fosse fuso, è caduta, gli ha portato verso il piano di sotto un notevole tratto di pavimento. L'incendio ha provocato danno in uguale misura in tutti i piani, con lesionature alle pareti interne ed esterne, i tetti sono quasi crollati perché sono notevolmente attaccati dalle fiamme e si intravedono le mattonelle spaccate dallo stesso incendio. Poi al quarto piano, sempre con l'aiuto dell'ingegnere Spanò, abbiamo voluto verificare che all'interno degli ambienti si è prodotta una temperatura che si aggira ai 900 e 1000 gradi, perché una mensola di vetro, mensola di esposizione, di vetro spesso, erano completamente fuse e accartocciate come una bottiglia di plastica bruciata. Questo vetro fonde a 900 e 1000 gradi. Praticamente l'incendio è scaturito dall'ingresso di via Montesano, dall'interno verso l'esterno, danneggiando la parte esterna e tutti gli ambienti adibiti alla vendita. Ha trovato facile corso attraverso la tromba della scala mobile ed in parte anche agevolato dal passaggio dell'aria condizionata composta da condotte ampiamente larghe. Mi scusi, lei ha detto l'ingresso, cioè che l'incendio come focolaio, mi pare di aver capito, anche se non ho usato questa espressione, trasse origine dall'ingresso di via San Michele. Ma appena dalla soglia interna, praticamente sarà qualche cosa. Appena dalla soglia interna? Appena nella soglia interna, perché sulla parete esterna di questo ingresso si vedono alone di fumo che scaturiscono dall'interno verso l'esterno ed attaccano il ballatoio del balcone sovrastante. Quindi praticamente l'incendio avrebbe tratto origine
dalla soglia, diciamo, dalla soglia sia interna che esterna. E poi si sarebbe propagato nel modo... E poi si è propagato perché? Per la forza di gravità, perché praticamente questo ingresso è composto da un gradino, il pavimento è in pendenza verso l'interno ed il liquido, non so cos'è, è scivolato verso la parte centrale e sinistra dell'ambiente. Mi scusi, il sopralluogo lei ha detto che l'ha effettuato, perché qui abbiamo una data, a parte la data dell'incendio è del 18 gennaio, qui c'è scritto fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti il giorno 1 febbraio 90. Appunto. Quindi lo stesso giorno voi, ed è l'1 febbraio 90, il giorno della redazione o il giorno in cui avete... La data che porta il fascicolo è riferita al giorno in cui sono stati eseguiti i rilievi. Grazie. Però non sono state tenuti i contenitori, non lo so, sono state tenute prima, non lo so. Va bene, grazie. Domande? Ha detto che non sa, ci mette domande. No, ora il controesame. Mi scusi, ispettore, lei per caso è a conoscenza se agenti di una volante sono immediatamente intervenuti all'atto in cui è scoppiato l'incendio e se hanno rinvenuto nella via laterale un recipiente, un bidone di 20 litri di benzina con un tubo e residui di benzina all'interno? Io quando è scoppiato l'incendio ero all'interno. E io l'ho capito, io sto chiedendo, lei è venuto a conoscenza dopo se al momento in cui scoppiò l'incendio agenti della polizia intervennero immediatamente e rinvennero un bidone di 20 litri contenente della benzina con un tubo che finiva dentro la saracinesca della standa? Cioè, si è discusso molto su questo argomento, io mi ricordo così, non so se risulta vera, che erano stati rinvenuti 2 bidoni da 20 litri, ma non sono in possibilità di confermarsi. È in grado di dire da chi ha preso questa notizia? Come? È in grado di dire con chi ne parlò, chi riferì questa Non lo notizia? ricordo perché si è parlato con tanti colleghi e con tante persone. Va bene, grazie. Altri interventi, altre domande? Possiamo licenziare il test, può andare, sovrintendente? Sovrintendente Paratore, può andare, sì. Presidente, vorremmo capire ora se dobbiamo fare la sospensione adesso. Avevo capito che questa lista testimoniale doveva essere sfoltita. Non possiamo fare nessun programma in questo modo. Allora, sentiamo la testa di Mauro. Sono perfetti. Poi proseguiamo con la Daisy. Potremmo completare ora senza tornare. Inutile tornare, perfettamente inutile. Lei è la signora? Come si chiama? Anna Longo. Ho chiesto di Mauro e Anna Longo. Va bene per il pubblico ministero? Sì. Il luogo e la data di nascita e il luogo di residenza, signore. Catania, il 27/9/54, residente a Catania. Sì, le vuole leggere quella dichiarazione. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero.
Signora, all'epoca dell'incendio della Standa, gennaio 91, era titolare di un negozio di tessuti? Sì. In quale via era ubicato il negozio? In via Montesano, il numero 30. Numero 30. A che distanza dall'ingresso che fa angolo con via San Michele della Standa? Circa 15 metri. 15 metri. 15 metri. Per intenderci, la via Montesano è una traversa della via Etnea? Certo. Lei quella sera, quando si verificò l'incendio, era in negozio oppure aveva già chiuso? Avevo già chiuso. È in grado di riferire qualche particolare che possa essere utile alla giustizia, cioè nel senso se aveva notato prima di chiudere qualche movimento sospetto nella zona o se l'indomani mattina aprendo il negozio ha colto qualche elemento che può essere utile? No, purtroppo no. Quando aveva chiuso il negozio? 7:30. 7:30, cioè dalle 19:30. Orario normale. 19:30. Sì. Non ho altre domande. Grazie. Possiamo licenziare la testa e può andare, signora. Rimangono rosso e basta. Queste qui sei sicuro che sono tutte controlli? Se voi intendete rinunziare a questi testi, noi non abbiamo alcuna opposizione. Siamo ben felici, se ci potessimo sbrigare in mattinata. Presidente, peraltro proporremmo, visto che poi resterebbe solo una teste che potrebbe impiegare non molto tempo, di evitare la pausa per evitare di tornare il pomeriggio. Se la Corte ovviamente... Questo è meglio per tutti, ma una decina di minuti di pausa la dobbiamo fare però. Andiamo avanti per ora, perché c'è una teste fra queste che richiederà, il cui esame richiederà un po' di tempo, no? Sì, una c'è. Una c'è. Diciamo mezz'ora. Quindi... PM. Si impiegano più a venire che non il tempo di passare. 10 minuti c'è proprio per un mezzo panino, una cosa mangiato qua stesso senza andare sopra. Noi dobbiamo restare, noi, io, Nino, lei titolare, dobbiamo restare. Capisci, ci sono cose da fare, oggi è venerdì, si devono depositare provvedimenti. Lei è la signora? Glielo avvicini il microfono per favore, signor Panebianco, alla sedia. Luogo e data di nascita, signora? Catania, 27 aprile 44. Vuole leggere la dichiarazione che le dà l'ufficiale giudiziario? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero. Signora, lei è titolare di qualche negozio? Io ero titolare, l'ho venduto. Di quale negozio? Di alimentare in via San Michele. Numero? 13. A che distanza dall'ingresso della Standa che fa angolo tra la via Montesano e la via San Michele? Distanza un paio di metri, non so, un paio di metri. Ecco. Ci saranno 1, 2, 3. Lei a quel giorno a che ora aveva chiuso il negozio? Verso le 8.
verso le 8, ha notato qualche cosa di strano, qualche movimento sospetto? No, niente. Non ha notato nulla? Niente. Il giorno dopo ha notato qualche cosa che possa essere utile ai fini di giustizia, qualche... No, io quando sono andato la mattina ho visto, neanche sapevo che c'era quell'incendio, l'ho saputo quel giorno che sono andata ad aprire. E quindi ha notato soltanto... No, niente, c'era confusione, vigili del fuoco. Non ho altre domande, Presidente. Può andare, signora, può andare. Grazie. Presidente, a questo punto i pubblici ministeri rinunziano all'esame dei testi. Sarto l'abbiamo sentita? Sarto l'abbiamo sentita. Dei testi Sicurella, Impellizzeri, Romeo, Mirone, Sardo e insistiamo invece per l'esame della teste parte offesa Cristina Reyes Desi. La Corte prende atto, non ci sono osservazioni, l'ufficiale giudiziario mi fa la cortesia di licenziare questi testimoni e di pregare la Reyes di rimanere. Sospendiamo solo 10 minuti, ci tratteniamo qui prima dell'esame della Reyes. Qui appena nel retro dell'Aula. Venga avanti. Si accomodi da questa parte. Sì. Si sieda. Le sue generalità complete, per favore, vicino al microfono per la verbalizzazione. Nome, cognome, luogo, data di nascita e dopo. Cristina, 14.966. Dove? E dove risiede? Catania. Dovrebbe leggere questa dichiarazione. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ora risponda alle domande del pubblico ministero, si metta da quella parte, si metta più comoda, si giri, però deve rispondere parlando vicino al microfono. Bene. Signorina, conosce Vincenzo Santapaola, figlio di Benedetto? Sì. Ci può dire da quando lo conosce? La data esatta non ricordo. Approssimativamente. Avevo 29 anni, avevo 21 anni.
conosciuto circa 8 anni fa. Che tipo di rapporto ha avuto con Santa Paola Vincenzo? Ho avuto una relazione sentimentale. Ci può dire, la può collocare nel tempo? Una durata di 4 anni circa. Se ci potesse dire magari approssimativamente l'anno in cui è iniziato e l'anno in cui è terminata questa relazione. Calcoliamo 8 anni fa, siamo nel 96, se lei mi aiuta. Nell'88. 88, sì. Lei ha avuto modo di conoscere in questo arco temporale tale Aiello Vincenzo? No, non ricordo il nome, non mi è nuovo comunque. Signorina, lei ha avuto mai intestato un natante? Una barca? Sì. Ci può dire che tipo di barca era e in che epoca l'ha posseduta, se la possiede tuttora? No, non la possiedo tuttora. Era una barca di 5 metri e mezzo. E i documenti relativi a questa barca? Sì. Chi li teneva solitamente? Io devo avere ancora la fattura a casa. E lei possiede anche l'autorizzazione della Capitaneria di Porto per la navigazione? Non c'era di bisogno perché il motore era un 25 cavalli. La documentazione relativa al pagamento della tasse per la disponibilità della barca la tiene lei? No, non ce l'ho più perché l'ho tolta subito entro l'anno. Cioè, quindi esattamente quando l'ha acquistata? Non ricordo esattamente la data. Era un'estate comunque. Lei, signorina, ha mai aspettato un bambino? Sì. Ci può dire in che epoca? Non ricordo esattamente la data precisa. È capitato durante la relazione con Vincenzo Santa Paola? Sì. E doveva nascere a seguito della relazione con Vincenzo Santa Paola? Naturalmente. La gravidanza come si è ultimata? Con un aborto spontaneo. E lei si è recata in ospedale in occasione dell'aborto? Sì, ho il pronto soccorso, sono stata ricoverata. Quale pronto soccorso, signorina? Sono arrivata prima al Vittorio Emanuele, no, prima al Santo Bambino e poi da lì al Vittorio Emanuele. È stata ricoverata? Sì. Quanti giorni? Sono stata ricoverata 2 o 3 giorni, non ricordo esattamente. Lei è stata mai picchiata da Vincenzo Santa Paola durante la relazione? No, magari i litigi ci saranno stati come una normale situazione di rapporto, ma non picchiata. Lei conosce una ragazza che di nome fa Mariella? Di nome ne conosco tanti. Una ragazza che di nome fa Mariella ed è stata fidanzata con un certo Aristide? Sì. Ci può dire il cognome della ragazza? Non ricordo il cognome. E il cognome di Aristide? Neanche. Sa approssimativamente dove abita questa Mariella? Abitava alla Scogliera, ricordo alla Scogliera. Più o meno in che zona, lo sa, della Scogliera? In quale parte? La parte iniziale? All'inizio. Cioè l'inizio vicino al Sigros? Sì. Dove c'è il 3A, supermercati 3A, penso. Sul retro del Sigros? Sì, perché sono tanti anni che non la frequento più.
Che rapporto c'era allorché la frequentava, signorina, con la Mariella? Di amicizia. Uscivate assieme? Sì. Le capitava di confidarsi con la Mariella? Sì, come chiunque abbia un'amica, penso che sia normale. E ciò capitava di presenza, per telefono, come? Poteva capitare di presenza anche per telefono. Lei ricorda se ha mai fatto una telefonata alla Mariella in cui parlava della vicenda che le era capitata, cioè di questo aborto? Sì. Ricorda se alla Mariella ebbe a spiegare le ragioni per cui aveva abortito? Sì, ricordo comunque, però fu una situazione un po' anomala. Cioè in che senso? Nel senso che era il periodo in cui io avevo un rapporto con il Vincenzo Santapaola, che stava finendo il rapporto. E allora io, arrabbiata per tutto quello che mi era successo, raccontai delle cose che magari non erano, c'erano un po' gonfiate, perché non era una cosa carina che mi era capitato, allora la gente sapeva e mi vergognavo. E allora io, magari per stare un po' più, perché mi era un po' più a testa alta, gonfiavo la situazione. E magari se ci può dire come ha gonfiato, diciamo, quella situazione allorché ebbe a parlare con la Mariella, se lo ricorda. Io ricordo che per giustificarmi della situazione, perché non ero non ero una donna sposata, e allora per me era una cosa che era anomala, e allora per giustificarmi con le amiche cercavo di dire qualcosa che mi potesse aiutare, diciamo, a livello sociale. Magari spiegò alla Mariella, o comunque raccontò alla Mariella delle ragioni diverse che poi avevano determinato, contrariamente a quanto lei poc'anzi ha detto, l'interruzione della gravidanza? Sì, E ci può dire... sì, perché non capitò solo con lei, ma anche con altre mie amiche. Con quali altre sue amiche? Cosa? Con altre sue amiche? Anche con altre mie amiche, perché per me, le ripeto, non era una situazione carina che mi si prospettava. Può indicare cosa ebbe a prospettare alla sua amica Mariella? Non l'ho capito. Può indicare cosa disse alla sua amica Mariella a proposito dell'interruzione della gravidanza? Gli dissi che era stata causata dal fatto che Vincenzo Santapaola mi aveva picchiato. Ha mai parlato di una documentazione, di una carta che il Vincenzo Santapaola avrebbe distrutto e che avrebbe dimostrato quello che era avvenuto? No, questo no, completamente, perché io nascosi anche al Vincenzo Santapaola il fatto che ero gravida di circa 7 settimane, gli dissi che ero di 9 settimane perché non volevo perdere il bambino, perché naturalmente come ogni coppia raggiunge, diciamo, magari un accordo, perché il bambino non era soltanto, cioè non l'avevo concepito da sola, e allora incominciai a mentire anche a lui comunque, non soltanto alla mia amica. Se può spiegare meglio questo punto del mentire a lui? Mentire a lui perché nel senso che avevo paura che magari lui mi dicesse che non voleva il bambino. E poi quando l'ha saputo il Vincenzo Santapaola voleva il bambino? Sì. Ci può indicare qualche altra sua amica con cui ha parlato raccontando, diciamo, i fatti in maniera diversa da quella che come in effetti era andata, così come ha detto? All'epoca erano diverse, comunque... Ce ne può indicare qualcuna? Non so chi dirle. Non ne ricorda nessuna? No, in particolar modo no.
Ricorda se ebbe a riferire alla Mariella di aver ricevuto in parecchie occasioni pugni in pancia da parte di Vincenzo Santapaola? Torno a ripetere che io ho detto determinate cose per poter farlo apparire come il mostro della situazione. Infatti la mia gravidanza era anomala comunque, perché feci all'epoca l'ecografia alla settima settimana, dove portavo una lesione alla placenta. E io questo lo nascosi. Lo nascosi a chi? A chiunque, alla Mariella, al Vincenzo Santapaola. Feci l'ecografia da un ecografo dove risultò questa situazione. Infatti io sono viva per miracolo grazie a Vincenzo Santapaola, perché si trovò di passare da casa mia, mi portò lui stesso al pronto soccorso, perché ebbi un inizio di minaccia d'aborto a causa della lesione della placenta. Dopo quanto tempo, rispetto alla interruzione della gravidanza, finì il rapporto con Vincenzo Santapaola? Esattamente non ricordo, comunque penso che finì dopo 5 o 6 mesi. Lei ha mai conosciuto tale Ranno? No. Lei non sa se Vincenzo Santapaola ha amici di nome Aiello, di cognome? No. Le facevo questa domanda in quanto la documentazione, o comunque parte della documentazione relativa al natante, che comunque poi è stata sequestrata e che fa parte del fascicolo del dibattimento, venne rinvenuta a seguito di una perquisizione operata nell'abitazione di Vincenzo Aiello. Per questo le chiedevo se lei avesse mai conosciuto tale Vincenzo Aiello. Ribadisce di averlo conosciuto. Ricorda di aver dato la documentazione relativa al suo natante mai a Vincenzo Santapaola? Sì, mi può ripetere? Ricorda se ha mai dato a Vincenzo Santapaola la documentazione relativa all'imbarcazione che possedeva? La tenevamo in barca perché facevamo sci nautica insieme anche con la barca, perciò magari... Ma se ne occupava lui della tenuta di questi documenti? Possibilmente, magari io ho la fattura, non ho poi per quanto riguarda, perché io poi... Cioè chi curava poi tutte... abbiamo venduto la barca, nel senso che lui si occupò poi per venderla la barca. E quindi la documentazione attinente alla barca, l'imbarcazione la curava per tutte le... Stava in barca la documentazione. Sì, ma quando c'era da pagare delle tasse o la tassa di matricolazione erano in barca. Cioè chi le curava queste incombenze? Stavano in barca, l'avrò pagata io alla posta, al porto, ma non alla capitale di porto, ma non ricordo esattamente. Ma allora sa spiegarsi come mai sia finita questa documentazione in casa di una persona che lei non conosce, Vincenzo Aiello? Non so spiegarmelo questo, perché molto probabilmente l'avrà acquistata lui, non lo so, perché io gli dissi a Vincenzo di occuparsene lui stesso. Continua tu per il momento. Signorina, può indicare alla Corte quali furono le ragioni della rottura della sua relazione con Vincenzo Santapaola? Quali furono le ragioni della rottura della sua relazione con Vincenzo Santapaola? Perché era finita, così non ci sono ragioni, quanto
cioè finisce un sentimento, finisce il rapporto. Quindi era finito il sentimento, ma il sentimento finisce o per cause connesse proprio al sentimento, oppure può anche finire il sentimento per ragioni diverse. Io le chiedo se il sentimento era finito così per incompatibilità di carattere, oppure era finito per ragioni particolari. No, per incompatibilità di carattere, anche forse perché lui si era stancato, anche per questo io ero arrabbiata con lui, perché aveva altre relazioni al di fuori della nostra storia, anche per questo io mi gonfiavo con le amiche per poter apparire la vittima della situazione. Ecco, a proposito di questo gonfiarsi, lei ha detto poc'anzi, e io ho annotato, che appunto gonfiava queste situazioni perché tutto questo a livello sociale mi avrebbe potuto aiutare. E io le chiedo a me stesso innanzitutto e poi a lei, in che senso avrebbe potuto aiutarla a livello sociale raccontare alle amiche, che comunque già sapevano della sua gravidanza, il fatto che l'interruzione della gravidanza era collegata ai calci e pugni che Vincenzo Santapaola le aveva dato. In che senso questo fatto avrebbe potuto aiutarla a livello sociale? Non è carino all'epoca, qui a Catania non è carino avere una situazione del genere non essendo sposata. E questo è un fatto. Sì. Qua il problema non è l'esistenza della gravidanza, per la quale lei avrebbe potuto trovare qualsiasi ragione di giustificazione. Il problema è perché a livello sociale le avrebbe aiutato lei il fatto di raccontare che l'interruzione di questa gravidanza, che è semmai il fatto che può essere socialmente riprovevole se gravidanza si tratta fuori dal matrimonio, in che senso avrebbe potuto aiutarla a dire che l'interruzione in una conversazione telefonica in cui parla spontaneamente, quindi senza domande, ma è lei che affronta l'argomento parlando con la sua amica, e racconta che questa gravidanza si è interrotta perché Vincenzo Santapaola si è comportato in modo violento nei suoi confronti. Perché quello era il periodo che Enzo non voleva più stare con me e io ero arrabbiata con lui perché voleva finire la relazione. Quindi, mi scusi, poc'anzi lei ha detto che era finito il sentimento. Quale sentimento era finito? Quello suo o quello di Vincenzo? Perché in questo momento ha appena detto una cosa un po' diversa da quella di poc'anzi. Sono due le persone che vivono il rapporto. Ecco, ma voglio capire, il suo sentimento era finito o era finito il sentimento di Vincenzo? Forse il suo, non lo so. Io l'ho detto in maniera generale. Siccome lei poc'anzi aveva detto che quando una storia finisce non ci sono ragioni. Sì, ho detto in generale. Ora, mi scusi, ora sta dicendo una cosa diversa, sta dicendo che era arrabbiata perché Vincenzo voleva lasciarla. E allora io le devo chiedere perché Vincenzo voleva lasciarla. Perché forse da parte sua il sentimento era finito, anche perché io ero diventato ossessionante nei suoi confronti, perché naturalmente sono più grande di lui di età e lui era un po' più piccolo e aveva voglia di starsene un po' più fuori con i suoi amici, con altre situazioni. E io... Ecco, allora ritorniamo alla domanda alla quale ancora non ha risposto. Perché a livello sociale l'avrebbe aiutato il fatto di raccontare che questa interruzione era dovuta alla violenza di Vincenzo? Le ho risposto poc'anzi, le rispondo nuovamente, perché semplicemente il fatto che lui non voleva continuare più la relazione, allora gli amici o le amiche in comune magari potevano deridere la situazione in questo modo, cioè che a me dava fastidio. Ma questo con riferimento alla gravidanza, al fatto dell'interruzione non si comprende. Comunque. Sì, no, comunque è ritenuto per quanto riguarda sia la gravidanza e l'interruzione, perché era il periodo in cui il nostro rapporto andava male comunque. Perché nascose l'anomalia di cui soffriva e di cui ha detto poc'anzi, l'anomalia della placenta, nascose questo fatto
a Santa Paola, a Vincenzo Santa Paola? Io gli nascosi questa situazione perché volevo portare avanti la gravidanza e non sapevo la sua reazione nel momento in cui glielo dicevo. Quindi se lei voleva portare avanti la sua gravidanza dobbiamo sicuramente escludere che i sentimenti suoi nei confronti del Santa Paola fossero finiti. No, non è detto. Non è detto. Non è detto perché prendere una decisione del genere non sta a significare perché io avevo o non avevo ancora sentimenti nei suoi confronti. Queste sono altre decisioni che appartengono alla persona di una, per quanto riguarda la gravidanza. Che titolo di studio ha? Sono una ragioniera. Lei conosce Benedetto Santa Paola? Chi? Benedetto Santa Paola, il papà di Vincenzo, lo conosce? Personalmente no. Non lo ha mai visto? Mai visto. Prego. Sì. Non facciamo dialogo diretto, per favore. La prima volta l'ho visto nell'altra aula bunker, esattamente a ottobre, nell'altra udienza. Signorina, adesso lei ha una relazione con un'altra persona, è fidanzata, è sposata? Adesso? No, adesso? Sì. Sì, ho una relazione. Possiamo conoscere il nome del suo fidanzato? Mi oppongo, signor Presidente, non è influente, credo. Signor Presidente. Il motivo qual è? Il motivo è che non è influente e conducente ai fini La conducenza attiene al tema della prova, quindi la signorina può rispondere. Come si chiama il suo fidanzato? Potrei astenermi alla risposta. È sotto giuramento, non credo. Sì, ma siccome non è una relazione ufficiale, perciò preferisco non mettere agli atti il nome di una persona che non c'entra niente per quanto riguarda. Presidente, chiedo scusa, riguarda una condizione. Aspetti, riguarda una condizione personale per cui la testa può anche non rispondere, io ritengo, signor giudice. Bisogna valutare il criterio delle domande che fa il pubblico ministero è sempre quello di valutare l'attendibilità della tesi. Certo. Io ho ragione di ritenere che questa domanda possa incidere la risposta sull'attendibilità della tesi. Quindi non sto chiedendo se non il nome e cognome della persona. C'è la possibilità di Presidente, scusi. Presidente, prima che la Corte decida, posso addurre un'argomentazione a sostegno dell'opposizione? Il Presidente cura che il rispetto del corso dell'esame... Avvocato Catania, per favore, la Corte già, diciamo, anche se in forma, ha preso una determinazione, è leggermente fuori tempo, la prego. Può restare agli atti quello che penso, la Corte Presidente. ha ripensato sulla primitiva ammissione e accoglie l'opposizione perché ritiene che trattandosi di una relazione che si assume non conosciuta debba essere salvaguardata l'integrità del testimone se non vi sono delle particolarissime ragioni che non sono state esplicitate. Signorina, lei poc'anzi ha detto che ha conosciuto Santa Paola all'udienza a ottobre nell'altra aula. Lei perché si trovava in udienza tra il pubblico? Le chiedo, dico, ero citata come teste. Quindi era la prima udienza? Non era stata aperta comunque, era già stata citata per 3 volte.
Lei ha fratelli? Sì. Come si chiamano? Allora, in ordine alfabetico oppure di età? Come crede? Comunque, Reyes Riccardo, Reyes Paola, Reyes Daniele. Reyes Riccardo che attività svolge? Mio fratello adesso, prima era rappresentante di arredo e adesso è disoccupato. Ha lavorato in passato presso la Super S? Sì. In che periodo? Esattamente non ricordo, comunque molti anni fa. Prima dell'inizio della sua relazione o durante l'inizio della sua relazione? Non ricordo esattamente. Gli altri due fratelli? L'altra mia sorella vive in America, non so cosa dirle più altro, l'altro vive in Inghilterra adesso. Un'altra domanda. Controesame? Sì, signor Presidente, pochissime domande. Senta signorina, le volevo chiedere questo, lei è stata mai interrogata prima d'ora? No, mai. No, mai. Un'altra cosa, in quel periodo, soprattutto negli ultimi momenti della relazione con Vincenzo Santapaola, lei era particolarmente gelosa del Santapaola? Durante la relazione? Sì. Sì, ero ossessiva con lui. Ma lui gliene dava adito per essere gelosa? Un pochino sì. Senta, un'altra domanda, era anche gelosa lei di quella tale Bariella con la quale conversava al telefono? No. Lei ha detto che voleva tenersi il figlio, lo voleva fare per attirare a sé Vincenzo Santapaola? No, era solo per una sua scelta. Bene, non ho altre domande, Presidente, grazie. Altri interventi? Il pubblico ministero ha altre domande? Può andare, signorina. Allora, riprendiamo martedì prossimo, giorno... Aspetti, no, la faccia accomodare dietro la porta. Si accomoda, avvocato Napa. È sempre qua, l'ho messo una parte perché non lo ripeto. Sì, sì. Signor Presidente, mi scusi, nel mentre ci può indicare le date della prossima settimana? La settimana si farà udienza da martedì sino a venerdì, mi pare si salta venerdì mattina? Si salta, io non ho le date, martedì prossimo è giorno 23, quindi 23, 24 e 25 tutta la giornata. Martedì sarà diviso la mattina per questo processo e il pomeriggio per l'altro, mentre invece mercoledì e giovedì per questo processo. Si salta la mattina di venerdì e si recupera quello che rimane del programma dei giorni precedenti il venerdì pomeriggio. Questo è il programma. Una cosa, la programmazione per Torino è già ufficiale, nel senso che la cancelleria ci fa già le attestazioni Sì. Grazie. Signor Presidente, chiedo scusa, nessuna domanda dobbiamo porre più. Bene, allora può licenziare la teste e l'udienza è tolta. Presidente, Signor Buongiorno, soltanto comunicazioni Sì. per il programma ed una richiesta che è il presupposto per svolgere poi all'udienza una determinata attività istruttoria. Sulla base delle dichiarazioni dei testi che sono stati sentiti ieri con riferimento alla vicenda della Standa, i pubblici ministeri chiedono la citazione l'ammissione dei testi Poli, che svolge funzioni direttive nell'ambito della società Publitalia,
Giancarlo Foscale, che ha svolto ruoli direttivi ed è in grado quindi di fornire indicazioni sulla composizione degli organi societari del gruppo Fininvest e del gruppo Standard. La citazione del dottor Fedele Confalonieri per gli stessi motivi di cui sopra. La ammissione della teste Marinella Brambilla, segretaria particolare del dottor Berlusconi. L'ammissione del teste Orlandini, che si occupa dei rapporti con i fornitori, del ragioniere Grossi con riferimento all'attività svolta all'interno della società Alba, che gestisce gli aerei di proprietà della Fininvest, per accertare eventuali spostamenti di personaggi che riguardano la vicenda di cui ci occupiamo. La citazione del dottor Alfredo Messina, che ci viene indicato da uno dei testi come uno dei consiglieri del consiglio di amministrazione della Fininvest. La citazione del geometra De Luca e dell'ingegnere Fundarò, che sono stati indicati dall'ingegnere Pilato come altri due professionisti, cioè due dipendenti dei Vigili del Fuoco che hanno tecnici dei Vigili del Fuoco che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento dell'incendio Standard. In considerazione della eventuale ammissione di questi testi, i pubblici ministeri potrebbero subito formulare il programma per le udienze di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, fermo rimanendo che per quanto riguarda il martedì pomeriggio abbiamo già indicato i testi relativi alla vicenda dell'omicidio Fava e dell'omicidio di Leo. Osservazioni, richieste? Io osserverei una cosa stavolta. È nel programma probatorio del pubblico ministero di portare tutti i componenti dei consigli di amministrazione? Non sono tutti, ma alcuni. Dico, gli organigrammi, anziché fare venire persone che magari non se le ricordano, non li può procurare il pubblico ministero attraverso un'indagine documentale? Presidente, non sempre o anche attraverso ci muoviamo, o anche attraverso la cancelleria della Corte, e poi fra tutti quei nominativi il pubblico ministero sceglierà quelli che Presidente, in ogni caso, cioè due di questi, ho capito bene, due di questi testimoni dovrebbero riferire soltanto sulla composizione dei consigli di amministrazione. Sulla composizione, ma anche Presidente, e anche sulle decisioni che possono essere avvenute in relazione ad eventuali richieste. Quindi anche su questo argomento, non soltanto sulla composizione. Certo. Quindi il Confalonieri e il Foscale ovviamente già noi sappiamo che avevano delle cariche, e quindi quantomeno per la parte che riguarda eventuali trattative potrebbero bastare. Non è possibile un supplemento di indagine autonoma del pubblico ministero da depositare, dobbiamo fare l'indagine, dobbiamo fare tutto il dibattimento, diventa un programma eccessivamente oneroso per la Corte, cioè un argomento che non... Mi scusi Presidente. Dico, col permesso dell'avvocato Catania. Presidente, mi scusi,
il punto, allora bisogna spendere 2 parole in più. Dico, le indicazioni che almeno il pubblico ministero ritiene di poter cogliere dagli atti processuali e nel senso da provare, ma comunque la prospettiva accusatoria è questa, nel senso che siccome nulla viene dal nulla, dobbiamo ritenere che l'incendio della standa sia la conseguenza di qualcosa che non andò a buon fine all'inizio. Peraltro la vicenda del Sigros ci aiuta a comprendere quello che potrebbe essere successo per la standa e quindi dobbiamo esplorare quella possibilità di trattative che nella vicenda Sigros abbiamo visto documentalmente, almeno noi riteniamo, attraverso le intercettazioni telefoniche. Ebbene, per accertare se vi siano state trattative e chi sono stati coloro che eventualmente di tali trattative si siano occupati, occorre evidentemente andare in alto proprio perché le scelte sono scelte che non possono essere state prese a livello locale. Quindi il tema di indagine credo che sia molto pertinente e ritengo che... Scusi, su questo non c'è dubbio che il tema sia pertinente e la sovrabbondanza di persone da sentire che... Cioè, bisognerebbe fare una scelta, insomma, fra tutte queste persone. Questo è il discorso. Mi scusi ancora, dico, io credo che il problema della scelta si porrà dopo, perché tutte le persone che sono state citate sono state indicate dai testi che noi abbiamo avuto già modo di sentire come persone che teoricamente per il ruolo occupato potevano essere informati di trattative di tal genere. Sì, il programma per la settimana prossima non era già stato formulato? No, era stato formulato soltanto con riferimento all'omicidio Fava. Allora, si ammettono i testi indicati dal pubblico ministero, faccia il suo programma, e allora, ci facciamo un'altra tornata il programma per l'udienza di martedì mattina. Sentiremo alcuni testi che erano stati citati e ancora non comparsi: il dottor Roca Vincenzo, Mori Alberto che si occupava Angelo, il capitano Lippiello Michele e il maresciallo Giovanni Grasso. Per mercoledì sentiremo come imputati di reato connesso Aiello Placido, Faro Salvatore e Castelli Salvatore. Poi il capitano Iannone, il professor Poli, il dottor Giancarlo Foscale, il dottor Fedele Canfalonieri, la signora o signorina Marinella Brambilla, il dottor Orlantini, il dottor Berlusconi che ci auguriamo sia presente, il ragionier Grossi e il dottor Alfredo Messina. Segnalo che Castelli è uno dei collaboratori di giustizia. Per quanto riguarda giovedì, sentiremmo Costanzo Minitta, Baudo Giuseppe, maresciallo Laspina, il perito chimico Perracchio, il dottor Guido Longo e la dottoressa Ambra Monterosso, che erano già in lista con riferimento ad altri fatti, e ci riserviamo, in ordine alla loro posizione, di chiedere che vengano anche sentiti sulle circostanze relative ai rapporti di cui abbiamo parlato nella udienza di ieri, e cioè a dire i rapporti tra Papalia Aldo e Ercolano Aldo, poi il geometra De Luca e l'ingegnere Fundarò. Per quanto riguarda venerdì, nel pomeriggio sentiremo Paladino Sebastiano, Romano Lucia e gli imputati detenuti, anzi non sono detenuti,
collaboratori di giustizia, Lazzara Salvatore e Riccardo Messina, che se non ostino ragioni di sicurezza cercheremo di far pervenire a Catania. Allora, ho un'obiezione per il programma di venerdì, perché per venerdì lo vorrei riservare al recupero di quelle attività che non fosse possibile espletare. Non solo questo, ma vorrei dire, preferirei che quando debbono essere sentiti collaboratori di giustizia non ci siano altri testimoni, salvo che si tratti di un esame che si prevede estremamente breve. Vabbè, in effetti per l'udienza di venerdì il Paladino è anche lui collaboratore, ha reso delle dichiarazioni. Quindi l'altro lo lasciamo per il Paladino, quindi per venerdì, ma mi pare di aver capito che per venerdì bisogna escludere questi testi perché lei ritiene che i giorni precisi non credo che riusciremo a portarla a compimento. Non ho citato anche la teste Enza Leotta, che era stata indicata oltretutto anche dai difensori, cioè si tratterebbe di colei che per prima si rese conto dell'incendio alla villa di Pippo Baudo, quindi è un test indicato anche dalla difesa come test. Sì, ed era stata già messa, mi pare, la lotta, sì. Va bene. Signori. Nell'interesse di Maggiorno, gradirebbe che lei desse incarico alla cancelleria di trasmettere la stessa ordinanza che ha trasmesso alla casa circondariale di Bicocca anche a Brucoli, affinché gli venga fornito il pasto caldo quando rientra perché dice Mangion non gli viene fornito il pasto caldo, e allo stesso tempo anche non gli è consentito farsi la doccia perché purtroppo è tutti i giorni qua, e quindi quando rientra a Brucoli non è giornata di doccia e non ha disponibilità di acqua calda per motivi igienici. Mi scusi avvocato, per quanto riguarda la semplice trasmissione della nota a Brucoli, se non è stata fatta, in effetti nell'intestazione nell'intestazione era alla direttrice di Bicocca, il direttore di Brucoli non c'è nell'intestazione. Se mi fa la cortesia sabato, cioè domani mattina, di telefonare o di mettersi in contatto con il signor Fede per fargliela trasmettere, gli fanno un fax. Per la doccia dobbiamo fare un discorso a parte perché non è compreso in quella nota, bisognerà scrivere. Come altre della signoria vostra.